Eccolo mentre viene issato sul gommone della guardia costiera, sul quale un istante dopo sale anche il bagnino che l'ha salvato. Siamo sulla spiaggia del Faro e da poco passato mezzogiorno un ragazzino di 12 anni di Castelfranco, nonostante la bandiera rossa ed il divieto di balneazione, si è immerso trovandosi subito in difficoltà, spinto dalla corrente al largo e verso gli scogli. Provvidenziale l'intervento dell'addetto al salvataggio della torretta gestita da Jesolo Turismo, che si è subito tuffato ed ha raggiunto il bambino. Nonostante la giovane età, il bagnino a 18 anni ha capito la problematicità della situazione. Le condizioni proibitive del mare, il forte vento rendevano impossibile tornare a riva, mentre la corrente spingeva entrambi verso gli scogli. Con sangue freddo, il bagnino ha valutato la situazione di pericolo ed è riuscito a portarsi all'esterno, facendosi trasportare dalla corrente. Nel frattempo era stata allertata la guardia costiera, che è intervenuta con il gommone. Fortunatamente l'assistente bagnante è stato molto celere nell'intervenire e quindi ha potuto mettere in sicurezza il ragazzino, però ovviamente era impossibilitato a poter rientrare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Era presente peraltro la bandiera rossa con cui non bisognerebbe mai andare in acqua. E a quel punto il nostro intervento è stato tempestivo e nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti a mettere in sicurezza sia il ragazzino che l'assistente bagnante. Il ragazzino sta bene ed è stato riportato dalla mamma. La guardia costiera, a maggior ragione in questo periodo di grande afflusso di bagnanti sul litorale, ricorda quelle che sono le norme da rispettare per divertirsi al mare in sicurezza. La bandiera rossa significa sempre e comunque di non immergersi, è sconsigliato immergersi anche se si è nuotatori esperti, perché il mare di per sé è un ambiente pericoloso e come tale deve essere trattato, perché quello che potrebbe sembrare semplice da un momento all'altro può mutare ed è quindi necessario prestare la massima cautela, così come è necessario e importante prestare attenzione ai divieti. In prossimità delle foci dei fiumi è vietata la balneazione.